Lavato, ti ho fatto un ghiaccio napoletano. Il migliaccio napoletano. Che dobbiamo perire? E nel carnevale, senza fare un ghiaccio Non è carnevale. non è carnevale. Io non lo posso mangiare, faccio assaggiare a te. Assaggiamo, vediamo com'è. Vedi con me? Zia Teresa è una squisitezza. Allora, favorito, lo vedo consolato. Zia Teresa, Salvatore. buongiorno. Come va stamattina? Lo sai che mi mancava la tua voce? Sì, anche a me la vostra, Zia Teresa. E soprattutto l'odore della vostra casa, di cibo. Dici la verità, si sente solo l'odore Ah. del mangiare. Allora, io qua vedo, secondo me, roba per un dolce. Stiamo a carnevale. E già abbiamo fatto sanguinaggio. Tu sanguinaccio, mamma fa un ghiaccio. Il migliaccio. Eh sì. Il migliaccio napoletano. Napoletano. Una ricetta tipica napoletana. Lo sai che altri paesi lo fanno con i spaghetti fini? Altri paesini della Campania? Sì, Ah, Duro de Greco, non l'ho mai Barba, San provato. Giovanni, sì. casomai vogliamo fare pure noi. Anche voi lo E facciamo. lo proviamo anche noi. Ora Ok. invece facciamo quello classico. Sì, che facciamo è la classico napolitana. napoletano, sì. Ok. Allora, 300 Dici- di acqua, 300 grammi di acqua? sì, 500 di latte, Andiamo tutti in un pentolino. sì, tutto in un pentolino. Buccia di limone e arancia, Buccia intera quindi, di un limone e di un'arancia. 50 grammi di zucchero, abbiamo cacchiare. Ci arrangiamo. Ecco qua. Ecco qua, Una busta di vaniglia, una bustina di vanillina. come adoro, e 50 grammi di burro. E ora mettiamo sul Ma qui fuoco. stiamo facendo la crema, se ho capito bene? Sì. Adesso andiamo sul fuoco? Sul fuoco. Andiamo. Le bucce quindi rimangono dentro? Sì, poi dopo Perché hanno cacciato il sapore. l'aroma. Come facciamo sciogliere il burro Fiamma bassa e lo facciamo. e lo facciamo sciogliere. Dopo che pazienza. Piano piano, vedi? Si sta sciogliendo il burro, Sì, si da sciogliere il burro e poi dai alla bollizione. Ecco qua, ci sono 80 grammi di semolina. Mettiamo a pioggia, guarda, mi fa fare il pagnotto. Semola di grano duro quindi. È andata all'ebollizione tutto. Sì. E caliamo la nostra semolina. Vedi, Salvatore, come sta durando? Si sta indurendo, sta sì. diventando più cremosa. Una bella alcata. Una bella crema. Zia Teresa le un odore da questa crema. Bella, eh? Mamma mia, buonissimo. Ora sciolviamo i scozzi di limone e d'arancia. Tra 5 minuti studiamo. Pronto? Spegniamo, ecco qua. È pronta la crema del nostro migliaccio napoletano. Ecco qua, guarda è bello, guarda. Ora sciolviamo i scozzai. Dobbiamo togliere le bucce. Ecco qua. Piano piano le togliamo tutte. Ecco qua, mettiamo, guarda, vedi? Lo mettiamo in un contenitore di vetro Lo facciamo raffreddare. e lo facciamo raffreddare. Mamma mia, che caldo, zia Teresa. Bello, è stato duro. Bellissimo. 250 grammi di ricotta, guarda, Salvatore. L'andiamo a setacciare quindi. Sì. Vedo il passino. Sì, A così non bene a piezza, zia Teresa. no. Uova? 3 uova. 3 uova. Ecco qua, ma sciacquiamo le mani, come sempre. Mettiamo 200 grammi di zucchero. 200 grammi di zucchero. Mettiamo una bella bustina di vaniglia Un'altra bustina di vanillina. Quindi una nella crema e un altro in quest'altro composto con le uova. Ecco qua. mettiamo bucce di limone e arancia. Ecco qua. E noi facciamo una bella Mescolata generale. Ecco qua, ma andiamo a mescolare, vedi? Tanto bene, guarda. Con le fruste elettriche. Si è raffreddato Si è raffreddata la crema e la mettiamo piano piano qua dentro. nel composto delle uova. Sì. Abbiamo aggiunto tutta la crema. Ecco qua. Ultima mescolata. Zia Teresa abbiamo mescolato tutto. E ora mettiamo una bella addura in millefiori. Che si fa la pastiera. Acqua naturale mille fiori, l'aroma. L'aroma della pastiera. Ecco qua. La ricetta originale dice così. Mettiamo tutto qui nella teglia. Con un po' di carta da Da forno. forno. Ecco qua, Salvatore. Mettiamo a forno a 180 e per 40-45 minuti. 180 gradi, 40-45 minuti. A 7 e in modo lo facciamo presto. Il migliaccio è pronto. Zia Teresa, Ecco qua. che odore, mamma mia. Adesso lo facciamo raffreddare. Lo completiamo con lo zucchero a velo, giusto? Sì, sì. Ecco qua, Salvatore. Abbiamo fatto raffreddare e ora ci mettiamo il zucchero dentro. Tagliamo una fetta del nostro migliaccio napoletano. Bellissimo, zia Teresa, Salvatore, bellissimo. ora faccio consolato. Salvatore, ti ho fatto un ghiaccio napoletano. Il migliaccio napoletano. Che dobbiamo perire? E nel carnevale, senza fare un ghiaccio Non è carnevale. non è carnevale. Io non lo posso mangiare, faccio assaggiare a te. Assaggiamo, vediamo com'è. Vedi con me? Zia Teresa è una squisitezza. Allora, favorito, lo vedo consolato.